Ma questa fabbrica cosa rappresenta per voi? Ma è tutto questa fabbrica, è tutto questa fabbrica, cioè sto lavoro. La proprietà ha detto che in ogni caso si impegna a riaprirla. Ma speriamo. Regnoli è un guerriero, non può mollare, sono sicura di questo, è un grande, ci ha sempre aiutato anche col Covid, non ci ha mai lasciato senza stipendio, è un grande, fidati, si merita di più, è un uomo che io stimo moltissimo, a prescindere che il mio datore di lavoro, veramente è un grande, è un guerriero. La moglie lavora qua, lei è un consigliere comunale di Porto Tolle, è una tragedia questa? Questa è una tragedia non solo per la comunità di Ariano ma per tutto il Basso Polesine, perché diverse persone dai comuni limitrofi lavorano qui tipo Porto Tolle, io ho mia moglie, è un problema, adesso spero che si possano attuare tutti gli strumenti di sostegno alle famiglie dei lavoratori, insomma. Importante, e in un futuro recuperare anche che la Regnoli possa ripartire. Intanto i mezzi di sostegno e dopo vediamo se sempre. Che per l'indotto una grande tragedia. E la speranza di un'apertura c'è comunque. La proprietà vuole ripartire assolutamente. Voi avete parlato con la proprietà, quindi... Sì. Vuole assolutamente ripartire. Beh, tutto lo stabilimento è colpito? O una parte? Si è salvato la parte degli uffici. La parte produttiva è... La parte produttiva è tutto distrutto. Allora, una tragedia decisamente. Come la state affrontando voi dipendenti? Noi lavoratori cerchiamo di farci coraggio a vicenda e di stare vicino anche alla proprietà. E la proprietà ha detto a caldo che è intenzionata a riaprire. E, sentendo anche i suoi colleghi, le sue colleghe, c'è una stima profonda verso la ditta Regnoli. Sì, verso il dottor Mauro e il figlio Giorgio, tutto il personale è molto riconoscente, è sempre stata una gran degna persona e quindi nessuno di noi ecco, dire niente. Lei fa parte del sindacato, affronterete questo primo periodo come? Adesso dovremo riunirci lunedì mattina qua in azienda, proprio qua davanti, per parlare appunto con i responsabili dei sindacati. In ogni caso avete annunciato ieri una settimana di ferie nell'immediato. Sì, e l'inizio della cassa integrazione per i 200 dipendenti. In quanti eravate in questo momento impiegati, lo sa? Circa 150 più o meno, nella giornata di ieri. Tanto bravi, protezione civile, vigili del fuoco, i carabinieri, il porto. Andiamo qua, magari chiamano.